Buongiorno signora Concetta, vorrei usare un attimo la sua pompa dell'acqua. Vai via da qua! Sto facendo le vongole! Sparisci da qua! Ah, ma scusi un attimo, poi vado via. Ma chi è sto qua? Aspetta, va che lo fermo, prima che mi faccia danni, che mi rompa magari il trattore. Aspetta che mi metto davanti. Oh, fermati, ladro. Oh, ma che cazzo sei tu che mi hai rubato il trattore? Vai via di qua, non rompere i coglioni, che sto seminando il campo tu signora, ha detto seminare il campo 15 frumento, io sto seminando il campo 15 frumento, devo rompere i coglioni, va via. Oh, ma come ti permetti? Ma che cazzo sei tu? Tira via quella app di merda lì, muoviti, sbrigati, che se no mi incazzo, do fuoco a tutto, che io ho radiazioni di Chernobyl dentro e do fuoco al trattore che lo faccio andare a 200 all'ora. Radiazioni di Chernobyl. Aspetta, ma come ti chiami tu? Allora, io non dico il mio nome, non rompere i coglioni, va via di qua, non rompere i coglioni che sono già incazzato. No, tu non mi rompere i coglioni, guarda, ti tiro sotto. Aspetta, ma io sto modo di fare lo conosco troppo bene. Ma, aspetta. Ma, Ludmillo? Allora che cazzo volete? Io sono Ludmillo, sì, che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi? Vuoi fuori dai coglioni con sto app di merda che devo seminare i campi? Ludmillo, ma incredibile, ma cosa ci fai qua? Non eri prigioniero, ti avevano rapito? Tu non rompere i coglioni, guarda che ti pare che uno rapisce l'urmilo, ma ti pare l'urmilo rapito, ma non rompere i coglioni. Guarda, se non ti arriva quell'app di merda lì, io ti uccido, guarda. L'urmilo, ma incredibile, ma il mio amico Ludmillo, quante ne abbiamo passate insieme? Ascolta, ma cosa ci fai qua? Cioè, mi hai preso il trattore, stai seminando il campo. Sì, perché io ora lavoro con te, tu non sapere, non ti avere realizzato contratto da Chernobyl. Ora io essere tuo operaio da Chernobyl. Tu non avere contratto? Non avere letto il contratto? Tu che cazzo fare tutti i giorni, Niente. Tu vai a mangiare solo vongole con signora Concetta. Io lo so che tu vai a mangiare vongole. Milo, ma cosa dici? Non mi è arrivato nessun contratto. Ma quindi ora sei il mio nuovo operaio? Questo non capisce un cazzo, questo è stupido, veramente stupido. Milo, va bene allora, mi piace che torniamo a fare coppia. Io sono qua sempre in Friuli, sono sempre stato in Friuli, ti ricordi che eri in Friuli anche tu? Oh, tira via quell'app o io ti spacco, ti giuro che ti spacco l'app. Va bene. Vado a vedere se è arrivato il contratto allora, intanto. Va fuori da coglioni che devo seminare il campo, va via da qua. Va bene. Ciao Ludmilla, allora sei il mio nuovo operaio adesso. Io spacco app, spacco lui, spacco tutto quanto. Aspetta che mi tiro via, va là, che questo è fuori di testa. Ma Ludmillo, non ci credo. Quindi abbiamo un nuovo operaio adesso. Chi è che rompe adesso? Sì, qua Happy Farming, chi è che parla? Chi è? Governi, non disgraziare! Ma per così giù! Non ti incamminare! Le buste delle monete! Signora Concetta, è lei, ma parli piano, ma
Cosa è successo? So che Ludmillo doveva venire a sistemare il tetto da lei. È venuto Ludmillo. Cosa è successo? Parli piano perché non capisco bene. Torna da! Non si mangia! Guarda ma vuoi andare! Come me fa? A domesce! Non capisco. Già! Ma nesca me che ragiona! Nesca me che ragiona! Non capisco. Di tomo blindare! Di cristiano non ci danno a castare! Non si impovrì! Va bene, la metto giù. Non ho capito niente. Aspetta che andiamo a vedere. Ah, vecchio, ma non vedo problemi. Il martello c'è. Non vedo nessun problema. Vediamo se è in casa quella vecchiaccia maledetta. Din don, din don, din don, din don. Din don, din don, din don. Faccindo me sono fascinanti! Ok. Signora, qualcosa su questo castello? Castello! Sì, sul castello. Sul castello! Sì. Ci sta! I turisti e il castello. Il castello, ma cosa sta dicendo questo? Il castello sarà il tetto forse? Ma signor Concetta, dice il tetto lei? Come me fa? A domesce! Le gambe non funzionano! Ma nesca me che ragiona! Nesca me che ragiona! Dice sul tetto, c'è qualcosa sul tetto, signora Concetta? Adesso il bus del mondo! Di tomo blindare! Di cristiano non ci danno... Oh, aspetta che vediamo. Mi sembra tutto a posto qua. Ludmilla ha fatto un buon lavoro sul tetto, non vedo crepe, robe. Anche perché ha nevicato, ha tolto anche la neve. Bravo Ludmilla che ha tolto la neve. Andiamo a vedere dietro. Qua mi sembra tutto a posto. Sì, dai, la gorna è a posto. Sì, tutto a posto. Andiamo a vedere anche per dietro, non si sa mai. Qua tutto il lavoro di Ludmilla che dopo bisognerà portare via tutte le tegole che ha sostituito qua. Ma mi sembra tutto a posto. Proviamo a vedere. Ma no, Ludmilla. Non ci credo. Ludmilla Malape? Ma porca puttana che chiamo Ludmilla. Pronto? Ludmilla, ma l'ape, hai lasciato l'ape sul tetto. Non mi rompere il coglione, non hai visto che nevicava? Io ho preso, sono andato in montagna a sciare, ho fatto lavoro, ho lasciato lì l'ape, che così sta bene lì sopra. Che quella vecchia bacucca là mi ha rotto i coglioni tutto il tempo, io ho fatto un bel lavoro, ma quella vecchia bacucca, madonna, è insopportabile quella vecchia. Avevo due coglioni che no, guarda, no. Ma Ludmilla, potevi tirare giù d'ape, questa adesso è incazzata nera, cioè non hai... mi ha detto 1000 parole, non ho capito niente. Tu non rompere i coglioni che sono a sciare, tira giù ape e fatti dare i soldi del tetto. Va bene Ludmilla. Oh, mi raccomando, torna giù che dobbiamo fare legna la prossima volta. Non rompere i coglioni, io torno quando voglio, ok? Non rompere i coglioni. Chi è? Pronto? Pronto, ciao, sono io, fratellino, ciao. Ti ricordi di me? La Paolina? Ma come no? Non ti ricordi di me? Non sei la Paolina? Sono la Paolina. Ah, ecco, mi pareva. Non ti ricordi di me? Sì, adesso sì, mi ricordo. Insomma, sai che ho partorito, no? Sì. Gregorio e ci siamo sposati, no? Ah, e come state? Sì, ci siamo sposati e stiamo assieme. E come state, Paolina? Come state? Vabbè, tutto bene.
il bambino sta crescendo bene, Gregorio è un po' violento, sai com'è fatto, no? Lo conosco Allora, ti ho bene. chiamato perché Sì, dimmi. Gregorio lì nella tua città, in Friuli, ha acquistato il mercante di bestiame, no? Non sapevo. Sì. E praticamente lui ha un po' di mucche in più e te le darebbe gratis per vostra amicizia, ha detto. Sì. Perché per Adam Cole ha detto, per Kylo Rai, una roba del genere. Sì. Chi sono, ma ha detto dalle a lui, che lui ha una stalla e dalle le così a gratis. Ma sono in buono stato queste mucche? No, non sono malate, sembrano a posto, poi tu ovviamente sai che devi dare da mangiare. Sì. Sì, certo, ovviamente. Allora, sai dov'è il posto dove vai a vendere tu la roba? Sì? No? Sì, lo so. Esatto. Dove vai a vendere la roba, praticamente c'è già il trattore, il rimorchio pronto, tu devi solo portare a casa. Perfetto. Grazie allora, grazie mille. Perfetto. Allora ti saluto, ci sentiamo alla prossima, magari vengo a trovarti una volta con Gregorio, sai? Ma anche no, guarda, sto bene da solo. Va bene, ciao, grazie, ciao. Salutami Pelo, mi raccomando. Certo che no, ciao. Salutamelo, ciao. No, certo che no, ciao. Sul banco, ho perso la voglia, ora soffro di insonnia, le notti tormentate dal bisogno di risposta. Ora faccio modo mio, tutto liscio, compagni pure G. Eccolo qua. Allora, Christian, giusto? Dovrebbe essere Christian? Sì, Christian. Christian, mi senti? Pronto? Christian? Io, crescimi il talento al telefono, dimmi tutto, io, bro. Ciao Christian, allora è tutto a posto qua? Avete finito di lavorare? Va bene, bro. Avviso l'operaio che venga a tirare via tutto. È tutto a posto, bro, fra? Ok? Io? Tutto a posto, bro? Sì, è tutto a posto, come d'accordo, giusto? Bro, tu non preoccuparti. Allora non te lo caccio in rima, ma ti spiego brevemente. Adesso con la neve, gli incentivi, abbiamo degli incentivi importanti per gli agricoltori, bro. Quindi quando verrà il sole, i guadagni, tu guadagni 3/4, 1/4 lo guadagniamo, andrà a noi, bro. Quindi non preoccuparti, quando verrà il sole vedrai che avrai dei guadagni importanti, bro. Sì, questo me l'avevi già detto, ma volevo sapere se era tutto a posto. Io, bro, hai capito bene, 3/4 dei soldi andranno a te delle entrate e 1/4 verrà a noi, bro, e noi ti diamo i pannelli gratis praticamente, bro. Ok bro, ma venite a ritirare sta pala gommata o no? Io, non preoccuparti, io, vedrai che il sole viene, la primavera viene e l'inverno se ne va. Ok bro, ma vieni a prendere sta pala gommata. Talento è qui, in Friuli. Ciao, grazie. Va bene, è un po' strano sto Christian, sempre che caccia rime, vabbè. Sì, pronto, qui Happy Farming Industry, Industry, perché quella era una vecchia serie, chissà so. Qui Happy Farming, chi ha? Pronto? Uè, figa, son Teuz, ciao! Ah, Teuz, sei quello dei balloni, mi pare. Giusto? Puta bello, io!
Sono strafatto. Tutto ok? Comunque posso venire a comprare i balloni allora? Io Dimmi. sai che io ho traffici di erba, ho un po' di palloni, se vuoi comprarne un pochi. Oh, ma ci... Da me dai, così te ne vendo un po' di roba buona, dai. Oh, ma ci sei o ci fai? Te l'ho appena chiesto, cioè, come parli? Cioè, sembri, non so, fatto di qualcosa. Non preoccuparti, sono il Teo. Tu passa da me, poi ci accordiamo. Quanta roba ti serve? Quanti palloni ti servono? Dai, io ti faccio un buon prezzo, dai. Quanti grammi palloni ti servono? Ma un 16 balloni, 16 balloni mi servono. Ne hai? Ok, passa qui da me in via dei Fattoni numero 5 e ti prendi sulle palle, dai. Ok, sono Deus il Fattone. Ciao bella. Ok, allora... Buonasera, Trattori Friuli, sono Rosario. Come posso esserle utile? Ah, buonasera, sono Happy Farming. Ascolti, mi servirebbe delle attrezzature. Sì, noi vendiamo di tutto, signore. Lei viene qua e sceglie quello che vuole, insomma. Ecco, ma servirebbe uno spanniconcime e poi qualche altra cosa per la farm, dato che ci stiamo ingrandendo, mi servirebbe, ecco, se avete qualcosa. Guardi, in questo momento sono fuori, capito? Sono fuori con un ragazzo e non posso fare nulla. Però se lei va nel negozio c'è il tablet. Lei sceglie cosa vuole, ovviamente fa il bonifico, paga e poi tramite Amazzone le arriva tutto lì in quel momento. Lei deve solo pagare, insomma, scegliere ed è a posto, anche se non ci sono io, peccato, perché volevo vederla com'era, una bella voce mi sembra, però può fare tutto lei dal negozio. Ah, bene, beh, meglio che non c'è, dai. Faccio tutto io, perfetto. Poi mi arriva tramite Amazzone e sono a posto. Infatti, se vuole, io domani ci sono, può passare così magari beviamo un caffè assieme, scambiamo due parole. No. Guardi, va bene, cioè io per i ragazzi farei che vogliono i trattori, farei No. cosa, ecco. No. Qualcosa, vuole che faccia No. pasta? No, guardi, a posto così, guardi, domani ho da fare... Non dica così, dai, non dica così. Va bene, allora così io l'aspetto, mi raccomando, venga a trovarmi e dei brividi, e venga a trovarmi ogni tanto così ci conosciamo, no? No, anche no. Va bene, buonasera, grazie, ciao, un bacino. Ma io dico, uno normale con qua c'è, in questa serie. Sì, pronto, chi è? Oh, buonasera, siamo del 118. 118? Cosa è successo? Oddio, cosa è successo? Lei è l'amico del signor Lutomillo?
Sì, perché chi c'è? Cos'è successo a Ludmilla? Ludmilla ha fatto un incidente stradale e venga a vedere al più presto. Oddio, ma sta bene Ludmilla? Venga lei a vedere. Siamo qua davanti quasi al negozio, sa quello in città dove si vendono le robe. Ah, sì, arrivo, guardi, arrivo velocemente. Ok, va bene, salve. Oddio, Ludmilla ha avuto un incidente. Oddio, lo spero stia bene. Spero stia bene il mio migliore amico. Via veloce. Apri, tira tutto quello che hai. Spero non si sia fatto male quel ragazzo, guarda, ci tengo da morire. Tanto. Ma questa è la macchina della signora Concetta. Ma cosa hanno fatto qua? Ma cosa hanno fatto su qua? Oddio. Il mio 880. Guarda com'è rovinato. Guarda com'è rovinato. Senza parole. Senza parole. Guardate com'è rovinato. Rovinato. Qua c'entra Concetta sicuro. Aspetta che vediamo se sono dentro in ambulanza. Ludmilla! Che cazzo vuoi? Sono in ambulanza, non vedi? Cos'è successo? Cos'è successo, Ludmilla? Oh, quella pazza di Concetta è uscita da sul negozio che vende vongole, lei è uscita a 120 all'ora con sto biroccio, io non sono riuscito a fermarmi, sono andato addosso e lei si è ribaltata. Ma questa è pazza, questa qua è pazza, questa è pazza. Ludmilla, ma l'880 da buttare adesso, è tutto rovinato. Lo so che cazzo devo fare io? Che cazzo devo fare? Mi dispiace ma questa signora è pazza qua, in ambulanza dietro anche lei è pazza, cosa devo fare? Non sono riuscito a evitare io ho provato ma con sul birocino qua con vongole no, si è ribaltata, cosa devo fare? Senti che puzza di vongole tra l'altro. Aspetta che mi allontano un po'. Senti che puzza di vongole. Ludmilla, ma ti portano in ospedale adesso? Sì, mi portano in ospedale, ma non ho fatto niente, è Concetta che è messa male, che si sta lamentando, che è piena di dolori ovunque perché è ribaltato il furgone e è piena di dolori ovunque qua, io non la sopporto più, adesso l'ammazzo io, veramente, non la sopporto più io. Oh, Ludmilla, cosa fai? Idiota! Ah, Dio. Che cazzo vuoi? Guida, muoviti! Con farm enorme, gigante, l'ho trovato stamattina, ma è roba per te? No, io ho fatto un piccolo regalo a te, piccolo regalo da Ucraina, da reattore di Chernobyl, ho portato un piccolo regalo per te perché tu avere dato casa a me, avere dato lavoro e quindi io essere un po' grato a te anche se tu essere coglione, io avere fatto questo piccolo pensiero per te, tanto avere rubato in Ucraina, nessuno sa che l'ho rubato, ho portato qua, ho messo su targa e te l'ho regalato. Con la targa, cosa può essere? Ma posso aprirlo allora? Apri, basta che non mi rompi i coglioni che oggi sono a mangiare con i miei amici ucraini, quindi non rompere i coglioni, sai già, no? Va bene, grazie mille Ludmilla allora.
Allora posso aprire il pacco? Posso aprirlo? Vediamo cosa c'è. Vediamo cosa c'è. Ma, ma... Oddio. Oddio. Ludmillo. Ma è un bellissimo Land Rover ucraino da Chernobyl. Il mio sogno. Non ci credo. Grazie Ludmillo. Bellissimo. Lo sognavo da una vita. Questo qua, altro che con l'ape, che dovevo andare sempre andare in giro con l'ape, mi impantanavo. Questo sì che è un regalo. Ora c'è anche la tanica dietro. Ah, c'è la guida a destra. Proviamolo. Adesso che c'è un po' di pantano, vediamo come va. Oh, grazie, grazie Ludmillo. So che l'hai rubato, ma a me va bene lo stesso. Tanto nessuno sa che l'hai rubato tu. Din don, din don, din don, din don. Oddio. Rosario? Sei tu Rosario? Oh, oddio, che brutti presentimenti. Rosario? Maschio, non essere timido, fatti avanti, io ti aspetto qui, sono disperata. Oddio, Rosario, guarda, io sono venuto solo a vendere i mezzi. Cioè, non pensare male, scusa, ma sono qui solo per vendere i mezzi. Timido, fatti avanti, io ti aspetto qui, sono disperata. Scusami Rosario, devo andare a vendere i mezzi, mi dispiace non ho tempo per te. Timido, fatti avanti, io ti aspetto qui, sono disperata. Rosario, guarda, devo andare assolutamente, mi dispiace. Oddio, via da qua, via da qua. Anche il giorno di Natale, mamma mia, ormai non ci lasciamo più. Arrivo forte e chiaro a casa vostra? È claro? Michele, cosa stai dicendo? Sono Happy Farming, ascolta, allora hai confermato che abbiamo il campo 30 poi portiamo tutto là al punto vendita? Fuffi, grazie, ho visto arrivare dei regali, 25 bits, grazie mille. Così come devo ringraziare Giuseppe alzando il sopracciglio alla The Rock, come a dire. Michele, cosa stai dicendo? Vabbè, io vado allora. Posso andare? Occhio che vengo con la F5 di Brock Lesnar e lì ci zittimmo. Siamo riusciti. No, Brock Lesnar, vabbè, vado io. Oddio, bastava dirmi di sì, Michele, non è che... Cosa c'entra Brock Lesnar, boh. Ludmilla! Oh, io questo lo ammazzare prima o poi, Questo lo ammazzo prima o poi. Cioè, non capisci un cazzo. Ludmilla! Vai a casa! Andare da mangiare le mucche! Ludmilla! Vaffanculo! Coglione! Hai rotto i coglioni! Morto, no, beh, sono stati parecchi morti importanti, però qua sono meno c'ho una reliquia di No Way Jose della Slam Attacks, vabbè, c'ho una reliquia di No Way Jose non numerata della serie 2016. Michele, a me non mi interessa No Way Jose. Puoi dirmi per piacere se devo fare la paglia o no? Per piacere? Perché devo saperlo, se ti serve magari per gli animali, per franchini, tipo, se devo mangiare la paglia franchini.
4 bustine di sticker, eccole qui, un'altra Apocalypse, Tu. Va bene, lasciamo stare. Poi ieri era con un suo amico, Luca Marchini, Luca Bardini, una cosa del genere. E praticamente hanno anche loro dei campi qua in Friuli, però non hanno niente per lavorare, quindi ci hanno chiesto a noi di aiutarli, ecco. Il suo amico è stranissimo, cioè si è presentato con 3 tipe, una più brutta dell'altra, tra l'altro, tutto pieno di tatuaggi. Vabbè, proseguiamo qua. L'ho messo silenzioso. E ancora una slam attack della 10ª edizione, eccola qua. Allora, il pezzo forte, i 2 pezzi forti sono il box di NXT 2018, la carta firmata da Nikki Cross e adesso torniamo di qua. Ma è ancora. Ma cosa sta facendo? Sta a prendere i regali di Natale che mi chiama un po'. Ma guarda tu che gente. Poi chi cazzo è Nikki Cross? Boh. Che cazzo è NXT? Ma la gente è proprio strana. NXT, mai sentito. Sarà qualche marca strana di trattori che usano nei loro paesi, mi pare sia emiliano, il boh, una roba del genere, o milanese, boh. Sarà qualche marchio di trattore che usano a Milano, l'NXT, mai sentito. Ok, qua siamo quasi È quella autografata. C'è quella autografata. Allora, è un bel nome. Devo ancora girare per vedere la rarità, ma è un bel nome. Ok? È un bel nome. Ah, Happy Farming è un bel nome. Ah, grazie. Allora, intanto abbiamo preso 629 euro più 900. Ok, perfetto. Beh, grazie che è un bel nome, lo so che è un bel nome, ma volevo solo chiederti se eri contento del lavoro che ti abbiamo fatto, vabbè. Comunque per dare un complimento ogni tanto mi fa piacere, non sempre insulti, non rompere i coglioni, sempre insulti. Bene ragazzi, vediamo se mi risponde. Allora, Ludmilo. Ludmilo? Sembrano abbastanza cariche. Ludmilo? Sollevo e ti prendo per mano. Vieni in camera mia, dai. Oh, arrivo, signorina, arrivo. Mi straio. Dai, vieni sopra e baciami. Oh, se ti bacio con mia bocca di Chernobyl, con radiazioni, che bella figa. E Ludmilla, rispondi, Ludmilla. Dai, ora fammi sentire donna. Entra dentro. Oh,
sei fatto fare sentire donna di Chernobyl io. Tra di me. Piano. Scusa, ho messo giù. Che cazzo fa questo? Te lo dico per l'ultima volta. Se ti trovo in giro a donne, invece di lavorare ti licenzio, hai capito? Non rompere i coglioni, ha capito? Non mi devi rompere i coglioni. Io avere bella figa davanti, io essere andato con bella figa, mio potere di Chernobyl, ho fatto radiazioni ovunque, ho esploso radiazioni ovunque, hai capito? Non mi devi rompere i coglioni. Ludmilla! Ultima volta, chiaro? Ultima volta, se vai a donne, invece di aiutarmi qua nella farm e tutto quanto, poi ho anche rotto spandi fertilizzante, ti ho chiamato apposta per aiutarmi e non sei venuto. E cazzo tuoi, cazzo me ne frega, ma. Cazzo me ne frega, io stavo esplodendo radiazioni con donna, cazzo tuoi. Ludmilla, non farmi incazzare, ultima volta, capito? Guarda questo coglione, oh, non mi lascia mai trombare in pace, oh. Bene ragazzi, cosa hai detto? Scusa Lumillo, cosa hai detto? Niente, no, niente, di non rompere i coglioni. Va bene. Allora, abbiamo già... Tu... Uè, figa, sono il Teuz. Teuz, dove cazzo sei? Dove cazzo sono i miei balloni che mi hai promesso? Che io qua ho bisogno, che le mucche mangiano. Dove cazzo sei? Allora, non urlare che sono tutto rilassato, fratello. Allora, ascolta. Ti muovi a parlare? Ho avuto un problema. Anch'io ne ho dei problemi. Ho rubato i balloni. Non sono affari miei. Ma per sto pomeriggio ti rimedio qualcosa, qualche grammo, qualche ballone, ok? Guarda, ti conviene perché sennò mi arrabbio sul serio. Ti conviene, guarda. Guarda, sono incazzato sul serio. Mi sono rimasti 6 balloni e devo fare tutto l'inverno. Tranquillo, fra, sto pomeriggio te li porto. Ti conviene, ti conviene. Però mi devi pagare un po' di più perché, cioè, ho fatto arrivare la roba da lontano e Anche. mi devi pagare 5.000 euro a Ah, carico adesso, non più 3.000. 5.000 euro anche. Fratello. No, ok, un cazzo, non va bene. Tu, vabbè, per stavolta facciamo che va bene, ma non va bene un cazzo così, ok? Non va bene un cazzo, Teuz. E parla più veloce, che mi sembri fatto. Ce n'è per tutto l'inverno, tranquillo, fratello. Ah, Madonna, quanti problemi che ti fai. Rilassati, già, rilassati. Ma rilassati un cazzo, Teuz. Rilassati un cazzo, Teuz, mi hai aumentato il prezzo. È la 7ª volta che ti chiamo. Cazzo. Cioè, non va bene così, non va bene. Va bene, passo dopo. Ciao fratello, rilassati.
quello è il furgone funebre. Ma quello è il furgone funebre. È quello delle pompe funebri qua del Friuli. No, non ci credo. Non ci credo. C'è anche il furgone di Gabriele qua. No, non ci credo. Aspetta che chiediamo a Ludmilla. Ludmilla! Oh! Oh! Che cazzo vuoi? Ma non dirmi che la signora Concetta... Eh sì, purtroppo la signora Concetta non ce l'ha fatta. Eh, da poche ore che è andata, non c'è niente da fare. Ora c'è pompe funebri qua che carica su e mi dispiace ma non ce l'ha fatta. No, non ci credo. No! Che cazzo vuoi? Ma sei venuto con l'app al funerale? E no, non c'era altro mezzo libero. Ma potevi venire con la macchina, e la macchina, o col mio Land Rover. Meglio con l'app, è più bello. Tu, ma perché devi sempre farmi fare queste figure del cavolo, Ludmillo? Almeno oggi fai il bravo, dai. Sto facendo il bravo io. Sono con l'app dietro macchina con funerale. Che cazzo vuoi? Vai, 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 muoviti. L'ultima cosa, poi andiamo. Buongiorno. Buongiorno. Ma chi è lei? Sono Zic Bobolo. Ah, come mai è qua dietro la macchina? Cioè, dovrebbe esserci il signor Gabriele qua. E io sono molto il signor Concetta, ero amante. Sono Zic Bobolo e con il signor Concetta ho fatto molte notti sesso. Ah, capisco, capisco. Allora condoglianze anche a lei. Ok, direi che possiamo andare. Ludmilla! Che cazzo vuoi? Dammi le chiavi del portone qua della chiesa. Non ho chiavi io, tu hai le chiavi. Non ho chiavi, le hai prese su tu hai detto. Io non ho mai detto cazzo, tu avere chiavi non rompere i coglioni. Ma siamo senza chiavi, come entriamo? E tu prendi il bar e butta dal di là, poi buttiamo dentro il fosso. Ma Ludmilla, un po' di... Cioè, dai. Vediamo se sono arrivati tutti in chiesa. Mi pare di sì, sì. Ok, sono arrivati tutti. Buongiorno signorina, anche lei viene al funerale. Dopo magari possiamo scambiarci il numero di telefono. Guarda tu cosa mi tocca fare. Allora, calibro le cinghie. Prendiamo sulla bara. La signora Concetta, come vedete, è stata ricoperta di vongole sopra per ricordare la sua grande passione. Aspetta che proviamo ad appoggiarla piano di là. Oh, Issa. Ludmilla, neanche una mano mi dai. Oh, Issa. Ok. Scavalchiamo. Guarda tu, ma chissà da chi ha le chiavi. E buttiamola, appoggiamola dentro la fossa. Poi verranno a ricoprirla. Appoggiamola piano. Eccola. Signora Concetta. Quante ne abbiamo passate assieme? Le do l'ultimissimo saluto e io vado perché non ce la faccio a stare qua. Sì, ciao, sono Ludmilla. Ludmilla, allora praticamente
quell'altro Happy Farming Day mi ha detto di fare questo progetto oggi, togliere tutto sto campo di avena che dobbiamo mettere serra su tutto campo. Quindi mi ha chiamato me perché io essere ingegnere ucraina, io avere fatto anche costruito centrale di Chernobyl e quindi ha chiamato me per fare sto lavoro.